Questa volta racconteremo una storia particolare che mi piace chiamare storia di una lapide, però necessita una breve introduzione. Nel 1905, precisamente il 20 maggio, scrive Gero De Francesco in Sutera, i primi del Novecento, nella chiesa del Carmine in Sutera, alla presenza del sindaco Lorenzo Castelli e del delegato governativo Luigi Roma e del ricevitore del registro di Mussomeli Giovanni Battista Pelle, si tenne un sorteggio per la quotizzazione delle terre dell'ex feudo di Milocca e Capreria. Le quote vennero distribuite a ben 496 richiedenti, sia di Sutera sia appartenenti alla sua borgata Milocca. Va detto anche che a questo sorteggio si arrivò dopo varie lotte e diciamo anche malintesi. Per quanto riguarda la parte della borgata di Milocca, i contadini erano organizzati nella società agricola Vittorio Emanuele III, capitanati da Giuseppe Cannella, che, come ricordiamo, è stato il precedente dei fasci dei lavoratori. Nonostante l'ora tarda e sicuramente i contadini un po' assonnati, il ricevitore del registro di Mussomeli, come abbiamo detto Giovanni Pelle, tenne un discorso che mi permetto di leggere qualche stralcio, tratto sempre dal libro di Francesco, perché lo ritengo interessante. Intanto riflette il clima che si respirava subito dopo l'unità d'Italia e naturalmente non può mancare un pizzico di anticlericalismo. Oggi per voi, diceva il Pelli, o cittadini di Sutera, sta per compiersi un altro grande passo di redenzione, spinto dalle nuove idee moderne per l'avanzarsi dei grandi principi di progresso liberale da parte del governo centrale. Il latifondo è scomparso e con esso il feudale gabellotto che con tanti esosi patti ancarici, quale intermediario tra coltivatore e proprietario, vi tennero avvinti. Suteresi, per voi il problema dell'immigrazione è risolto. Oggi dunque, o cittadini di Sutera e di Milocca, il vostro ardente voto è esaudito, per il quale da tanti anni, con perseverante amore, voi lottaste per la rivendicazione di questi due vastissimi feudi, Capreria e Milocca, da molti secoli appropriati sotto lo sbergo della potenza religiosa cristiana dell'ex monastero di San Martino delle Scale di Palermo. Venne pure a fine il giorno per la legge delle soppressioni delle corporazioni religiose, che quelle porte furono abbattute, che quei codici lacerati, quei misantropi ridonati alla libertà, così oggi voi, discendenti da quei vostri forti avi, ai quali furono con lenta mano rapace oppressi dal ricchissimo gaudente monastero, ce l'aveva con i benedettini, oggi dal demanio dello Stato a voi si restituiscono. E per giungere a tanto voi lo sapete, quali
fecondissimi lavori si sono fatti ed è a quale andò incontro per accettare e individuare la proprietà. Voi conoscete quali vivi interessi, appoggi, premure, petizione insistente. Sua Eccellenza Pietro Lanza di Scalea, l'onorevole nostro altissimo deputato, fece al governo centrale, eccetera, eccetera. Ora, per arrivare alla nostra storia della lapide, ci concentriamo sulle ultime parole del PL, perché nomina Pietro Lanza di Scalea, che a quanto pare, almeno a suo dire, ha avuto un'importanza capitale in questa distribuzione delle terre del feudo Capriria e Melocca. E leggiamo adesso uno scritto inedito di Giovanni Cassenti in ricordi di un grande coraggioso uomo, Giuseppe Cannella fu Carlo. Continuiamo questa storia. Ed ecco, scrive il Cannella nel suo dattilo scritto, ancora inedito purtroppo, che la borgata di Milocca e San Biagio vissero liete ore di soddisfazione, benestanti per la scomparsa del feudalesimo in dette terre, i sorteggiati per essere divenuti proprietari senza pagarne l'effettivo valore. Memore del risultato conseguito per l'opera indefessa del principe di Scalea, si decise, per eternizzare il suddetto principe, una lapide. Tutti i sorteggiati e i soci del circolo approvarono l'iniziativa. Dopo tempo la lapide arrivava alla stazione ferroviaria di Sutera. Venne rivelata e trasportata dentro la sede del circolo e per il momento venne rinviata la fissazione a cerimonia. La lapide seguitò a dormire nel predetto circolo, in cui la effervescenza sociale si affieoliva, perché sorta nel frattempo la cassa agraria e cooperativa. Poi infine non si vide muovere alcun interessamento, mentre quella casa veniva lasciata libera al suo proprietario. Il come finì della detta lapide è un mistero. Forse potrà essere in qualche angolo della pagliera, forse ne venne fatto privatamente altro uso mormoreo, forse venne rotta dal peccone. Certo è che Giuseppe Cannella, morendo, non accennò o lasciò traccia alcuna. Solo un'indagine potrebbe portare a qualche spiraglio di luce. Forse si potrebbe interpellare i proprietari, forse potrebbe donare qualche notizia. Certo, se la suddetta lapide fosse ancora in vita, non sarebbe errato che un comitato si interessasse per la sua affissione in uno dei tanti muri pubblici e così rievocare la figura di un legittimo figlio di Melena che nel passato non si stancò mai di servire il proprio paese. E la domanda a questo punto sorge spontanea: ma che fine ha fatto questa lapide? Ed ora, udite udite, lo vedremo. Seguendo i consigli del Cassenti, la prima cosa da fare è quello di sapere dove era ubicato la sede del Circo Società Agricola Vittorio Emanuele III. Precisamente dove attualmente c'è la CISL, quindi
all'angolo tra la piazza Garibaldi e la via Ugo Foscolo. Il proprietario della casa dove era ubicato il circolo Vittorio Emanuele III era certo Mariano Ingresci. A questo punto, prendendo informazioni dal nipote Mariano Ingresci, siamo venuti a scoprire che successivamente la casa venne ereditata da suo zio e, avendo fabbricato una nuova casa, serviva il pavimento per il balcone. E udite, udite, abbiamo trovato la lapide, perché ci stiamo arrivando. La lapide, come balcone naturalmente, era qua. Eccola. La lapide, ecco, fortunatamente lo scritto era di sotto. Come dire, se da una parte la lapide è stata, tra virgolette, mortificata, dall'altra possiamo dire che l'ha preservata per più di 100 anni. La lapide è stata rimossa grazie all'allora proprietario che ne ha dato il permesso e attualmente si trova presso i magazzini del nostro comune. Speriamo che al più presto, del resto era anche un desiderio del cavaliere Giovanni Cassenti, la lapide venga collocata in un posto più consono. Al principe Pietro Lanza di Scalea, deputato del Collegio di Seradifalco, alla Camera italiana, integro nella sua coscienza, contro arti e voglie inoneste, volle dar trionfo alla giustizia con le quote delle terre feudali di Milocca e Capreria, cedute agli agricoltori poveri a perpetua memoria di tanto beneficio. Davanti alla santità del lavoro, benedicendo l'umanissimo uomo, questa lapide pose. Milocca, 1 gennaio 1905. La Società Agricola Vittorio Emanuele III.